Siamo con Marcello Colombo, sede Union Coop, per il corso Presidente SAV, non dimentichiamolo, Sorveglianza Aerea Veneta, Organizzazione di Volontariato, per il corso A1, A3 per la guida dei droni. Anche oggi ci sono abbastanza corsisti che vogliono fare questo passo per essere in regola con la guida dei droni. Presenta la SAV. Certo, buongiorno e grazie per questa vostra presenza quasi ormai consueta e che fa sempre piacere. Anche oggi la SAV si conferma essere una realtà di timbro regionale con delle presenze di corsisti da tutta la regione Veneto, con le specialità più incredibili e più specifiche possibili, come oggi abbiamo la presenza di responsabili referenti per la security e la safety dell'aeroporto di Venezia. I corsi sono pensati per poter sostenere e passare, infatti la nostra media è molto alta, senza alcun problema gli esami per l'acquisizione dei vari attestati, in questo caso A1 A3, che rappresenta l'attestato base per poter iniziare a pilotare con una certa legalità il nostro drone. Il drone che per la SAV rappresenta lo strumento principale per poter entrare in attività di protezione civile, quindi affiancare le forze di protezione civile e in primis il corpo di vigili del fuoco in situazioni pericolose o comunque dove il drone sicuramente possa apportare un maggiore aiuto e una celerità nell'intervento. Quindi grazie a tutti i partecipanti da tutta la regione e in aggiunta mi piace anticipare che stiamo percorrendo con una velocità molto elevata rispetto alle attese per proseguire il percorso per divenire protezione civile, una forza riconosciuta di protezione civile di timbro regionale. Oserei dire che la Regione Veneto si sta adottando con la SAV di una forza nuova, moderna e soprattutto capace di utilizzare nel modo migliore lo strumento del drone. Per cui a breve si spera avremo novità in quel senso. Sì, il percorso burocratico è ancora lungo, i tempi al momento ancora non li abbiamo ben definiti, ma siamo sicuri che abbiamo intrapreso il percorso perfetto, quello più corretto per poter divenire, speriamo, ripeto, in tempi brevi, protezione civile. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.